Sì, una giornata di festa perché questa struttura, la parte che riusciamo a inaugurare oggi, sarà sede dell'AVAP che nel nostro comune svolge il ruolo di protezione civile oltre che antincendio boschivo ed è intercomunale, meraviglioso, quindi sono due comuni che partecipano con la stessa associazione che avranno la loro sede qui in questa palazzina e come abbiamo detto prima l'ufficio è anche la parte più alta che servirà per le operazioni di ponte radio importantissime in caso di emergenza. È partita nel 2011 con la precedente amministrazione, ha avuto varie vicissitudini dovute anche al periodo di crisi che c'è stato in mezzo e che ha un po' segnato le ditte che hanno lavorato qua dentro, ma per fortuna adesso siamo arrivati almeno a andare in porto con la sede a cui noi tenevamo molto. Abbiamo poi un'ultima parte da terminare che è il grande salone che sarà destinato alle associazioni o comunque a chi vorrà gestire questo spazio. Aspettiamo di trovare una destinazione insieme anche alla popolazione e dopo termineremo quando abbiamo le idee chiare. All'interno del piano di energia sostenibile che abbiamo voluto promuovere come comune e che tutta Europa porta avanti, tanti sindaci d'Europa, abbiamo voluto fra le altre cose dare questo segnale perché i trasporti sono fra le fonti più inquinanti del nostro pianeta, quindi abbiamo pensato che un comune immerso nel verde come questo e che richiama tanto turismo lento, voglio dire un turismo interessato a passeggiare, a godersi l'aria pura, era proprio un segnale bello poter dire camminiamo in questa direzione, quindi adesso la popolazione o i turisti potranno usufruire di questo servizio di ricarica gratuito. Abbiamo avuto questa idea che è stata promossa da Pro Loco Revine Lago, nello specifico dal Lago Film Fest, dal Teatro del Pane di Treviso, con questa grande corsa dei clown che è un evento primo nella storia, allora siamo fieri di avere questo primo evento, per cui mettiamo insieme la parte ludica, la parte sportiva con la parte creativa e artistica e questo mi piace molto perché è una contaminazione di cose che fa bene e sono idee nuove da proporre alla comunità.